Parte Angelucci contro il portiere Massa, lo spiazza, palla sotto al 7 dall'altra parte rispetto a quella dove si era buttato appunto l'estremo difensore, ed è 1-0 per il Real Granella qui al C10. Da solo Tramacere verso ancora Peperoni con la sinistra, Scodella in mezzo verso Angelucci, colpo di testa e arriva il gol. Che gol! Angelucci 2-0, stavolta non può niente il portiere del Bar Cristal. Questo 2-0, un 2-0 che avrebbe la prima posizione in classifica. Intanto attenzione a questo tiro e a questo gol, torna sotto il Bar Cristal in apertura di secondo tempo. Il Bar Cristal che perde la sfera, Angelucci può scaricare verso Salvucci, davanti alla porta Salvucci col piattone, chiude la partita, civile, spietata il Real Granella che va sul 3-1 quando mancano pochi secondi alla fine e chiude la partita, e che ha fatto diminuire a Lumicino le speranze del Bar Cristal, che torna sotto a 30 secondi dalla fine con Di Mario.